la chat, casomai viene qualcuno. Eccoci qua, siamo pronti, siamo carichi. Aspettiamo questo momento solo. Siamo pronti. In 6 anni. Non lo credevo possibile dopo tutti i rumor di Switch 2. Switch 2 sì, Nintendo che non parla, intende così, e poi all'improvviso ti beccatevi il direct su Switch 2. Vabbè, va benissimo così. Allora, noi siamo pronti, dovrebbe iniziare tra 5 minuti massimo. Ci siamo preparati tutto. Io ho ancora l'attack sulle mani che non se ne vuole andare in nessun modo. Allora, cosa ti aspetti tu, Peppino? Io il nuovo Super Mario. Anche solo un teaserino, ma secondo me si vedrà. Penso di sì. Nuovo Mario 3D ci vuole. Lancio e prezzo della console? Lancio a Natale. Secondo me prezzo voglio sperare sui 350-400. Voglio sperare. Però ovviamente se Nintendo decidesse di fare una roba un po' più strong e potente, costa pure 500-600, però perforante, come diceva Sabato poco fa in live. Ma io non penso che sarà performante assai. Allora, con le tecnologie che sono uscite adesso di Nvidia e cose varie, se applicate per bene anche ad una Switch 1 farebbero miracoli. Sarà una Switch un po' più potente che magari arriva cioè non arriverà nemmeno a Steam Deck, purtroppo per me. Vediamo, anche perché effettivamente Nvidia tutti i giochi nuovi e tutte cose nuove che stanno uscendo oramai sono palesi tabù per Nintendo, perché tipo metti uno Split Fiction che in due su una console Nintendo, su una Switch col pad così, sarebbe stata una cosa assai divertente, però la Switch non gliela fa. Almeno con sta Switch 2 dando un po' di potenza anche agli sviluppatori o altro, almeno proprio a così, visto che sulla Switch comunque hanno fatto girare Doom e altri titoli che io sinceramente quando li ho visti ho detto questo è un miracolo. Sì. Però perché devi far buttare il sangue agli sviluppatori per fare qualcosa del genere? Dagli la giusta potenza per quanto possibile. Gli sviluppatori si mettono là con l'impegno a fare, no, ma quello sì. Allora, secondo me invece uscirà, ma quello di sicuro. Ma aspettati un annuncio perché spiegheranno come funzionano gli aggiornamenti. Magari li odio, ma lo faccio lo stesso. Cioè, di sicuro penso che diranno come i titoli Switch saranno resi compatibili e con funzionalità avanzate. Io l'idea del dammi 10 euro e ti do l'aggiornamento alla versione next gen con Nintendo lo do scontato 10 a 1. Però dipende, perché Nintendo anche su ste cose non è che ti fa solo la dammi 10 euro e hai solo la versione che gira meglio, no, comunque ti dà qualcosa in più. Quindi un Breath of the Wild potenziato con anche qualcosina in più all'interno, con un piccolo costo d'ingresso, uno glieli butta. Poi se vuoi fare gli aggiornamenti gratuiti e basta che metti una cartuccia Switch 2, una cartuccia Switch in una Switch 2 e in automatico c'è l'aggiornamento, tanto ti guadagnato. Allora, 58, Giuseppe, ci siamo. Secondo me uscirà o inizio settembre per dar modo di venderne tante e poi vendere tanti Pokémon e tanti giochi a Natale. E per i prezzi sono su una fascia dai 3,50 massimo ai 500. Secondo me costerà in quel blocco lì. Secondo me dai 400, 450. Che alla fine... Allora stacco la play qua così non abbiamo problemi. Vediamo solo che si sente l'audio quando parte. Ok, aspetta, aggiorniamo pure per sicurezza. Ecco qua, a posto. A posto. Vediamo un attimo se qualcosina davanti. Vai timer, vai. Dovresti stare sui 30 per essere allineato. Sui 20. Ok. A posto. Siamo un 10 secondi avanti, va bene così. Giuseppe, comunque vada, sarà un successo. Dice Switch 2 non esce, stavamo scherzando. Pesce d'aprile. 5, 4, 3, 2,
1, Nintendo, facci sognare. Penny 18, vai. Iniziamo bene. Ok. Ah, così costruiscono le Switch. Ah, vabbè. Tetris confermato. Ok, bella presentazione. Ok. Nintendo tira il pene fuori. Subito Mario Kart 9. Ok, ci sa che tanto se n'ha capito. Però almeno dà pure modo di vedere un po' la grafica come dovrebbe essere. E mi sembra una bella grafica, devo dire la verità. Aspetta, è open world, aspetta un attimo. No, Aspetta un attimo. Mario Kart Open World. Come parte esplora storia, come ha fatto in altri titoli sportivi o simili. Ok, vabbè, giustamente moto d'acqua, moto gravitazionali, c'è tutto l'ambaradan. No, a livello ispirato a Donkey Kong classico. Allora, già tutta sta roba su Switch 1 non ci è andato, quindi già questo è un buon segnale. Questo già... Mi ricordo che Mario Kart 8 era comunque un gioco per... No, comunque era un gioco per Wii U passato a Switch, quindi... Però qui... Hindenburg è diventato Tony... Addirittura? La mucca di Zelda? no, quella è... Non è la mucca di Zelda? Cosa? Mangia panino? Cambia Si skin, trasformano? Hanno abilità i personaggi di... Oh, sì. Sì. Io da un po' che non gioco a Mario Kart come intendo io e questo è un Mario Kart World. Non si chiamerà Mario Kart 9. Questo mi garba. Mi garba. Salve. 皆さん、こんにちは。 Salve a voi. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます。任天堂の Va bene, va bene. 任天堂スイッチ2のプロデューサーを担当しています。 Quindi qualsiasi colpa tua. Ok. 任天堂スイッチ2のディレクターをしています。 Qualsiasi cosa è sempre colpa tua. 任天堂スイッチ2の Tu hai fatto coping goal della Switch 1, però hai modificato le cose. Vabbè, speriamo che abbiano risolto il drift dei Joy-Con. 専用ソフト。 Però già il fatto che li hanno fatto più grandi. vabbè. Già è una buona cosa. どんな風になっているんでしょ Dai, dici che c'è la modalità free roaming tra una corsa e l'altra, dai. A brand new entry in the Mario Kart series is launching exclusively on Nintendo Switch 2. Welcome to this vast world. Kart races are held throughout Sì, mi sa di sì. Per essere- T'ho detto perché ho visto Mario che andava sul percorso. depending on the time of day and weather conditions. The Sì. atmosphere will Oh, sì, e posso andare in giro ad esplorare per poi fare le... Sì. and in this Mario Kart First sono 32 giocatori già servisti. Sì. the racetrack and drive virtually everywhere in this world. A posto, mi hai comprato Nintendo, mi hai fatto una voto. In the classic Grand Prix, race through 4 courses in a bid. Quindi ci sono sia i corsi normali, le varie coppe come è sempre stato nei Mario Kart, ma puoi anche girare per tutto il mondo ed esplorarlo. With 24 drivers in each race, the most in series history. Sì. Ah, 24, non 32. ok. Ma comunque sono un bel numero, Se da capire che c'è da fare. Ok, modalità sopravvivenza. One corner of the world to another. Che devi attraversare proprio le città e il mondo di Mario, cazzo che figata! There are multiple checkpoints along the way. E se arrivi ultimo o arrivi vieni eliminato. Point, you'll be eliminated. Battle Royale. Sì. No, il fatto che si viaggia da un posto all'altro, la mia mente sta pensando solo a questo. You can also freely drive around this vast world in By going off-road, you can explore new areas and Sì, cammello. wherever your heart takes you. Ci saranno attività secondarie e cose varie. You can also Puoi giocare anche con gli altri, ok. E ci sono più di 4 persone. different locations.
Vabbè, immagino si potranno fare comunque le stanze da 20 e passa. Sì. Però abituato che tutti gli ultimi giochi comunque massimo 4 giocatori, già vede sta cosa, va bene. Across the entire world starts Questo mi garba. Mario Kart World. Lo sai, pure da piccolo con Mario Kart ci perdevamo. Questo così con i segretini, con le cose da trovare. More Lascia details fare. about this title will be shared in an Nintendo. upcoming Mario Kart Ah, nato Direct. So be on the 17:04 alle 15. in the future. Va bene. Ok, adesso マリオカートワールドはえ任天堂スイッチ2と同日に発売します。さらに詳しい内容は後日改めてご紹介しますので、 è la cosa che sapevamo, ce la siamo tolti dalle scatole. Mo? 続いては任天堂スイッチ2で新しくできることをご紹介していきます。これはスイッチ2のジョイコンでジョイコン 4 mouse, 2 ah. と呼んでいます。 Aspetta che non si vede bene, ジョイコン aspetta. 2には新たに C ボタンを追加しました。 Un nuovo pulsante C. この C ボタン Ok. 皆さんを新しい体験へお連れし Cosa fa questo pulsante nuovo? Catturi? Per conto tuo? I'm still ahead of all of you guys. O in compagnia? Nintendo hai abbandonato l'app. So quick. Nintendo, ci sei arrivata finalmente! Ci è arrivata! No. Cos'è il pulsante companion per giocare con gli altri? O per condividere le cose? Game chat. Chat, ok. Vabbè, i party. I party della- PlayStation, ok. Però sto fatto che ti stream. Yes. Vabbè, penso, voglio sperare che ci siano altre modalità e ti mette un'iconcina a schermo. Anche Perché, che non ti mette un cazzo e ti fa vedere il gioco e basta. perché capi, se no, se lo attivi in mobile, che cosa vedi? Il gioco come un francobollo? Ah, c'è poi il microfono sopra. No, Nintendo, fermi tutti. Nintendo, carica, è crashato l'internet. Voice is recognized by a microphone built into the console. Oh, okay. But you're still behind me, right? Alright, let's keep going. Ok, questo è Pick buono. up your speaking voice clearly, even from a distance. Voglio vedere. Fun here. Forse con qualche cosa con l'intelligenza artificiale che migliora l'audio. When it's noisy around you, your voice will still come through clearly. Sì, riduzione del rumore. Ok, va bene, va bene. It does look beautiful. It's okay. And you can use this feature in handheld mode too. E lo schermo? Easily chat with friends and family. If you open Ah, the puoi chat togliere. menu, No, turn on game screen puoi. sharing. Ah, e puoi anche vedere le schermate degli altri, anche se vanno a 10, anche se vanno a 2 Questa cosa fps. non l'avrei fatta. Non vanno a 2 Non l'avrei fatta fps. vedere, cioè. No, Nintendo, No. a questo punto no. Così no. Cioè, tu se farmi vedere Nintendo. questo, fammi vedere che gli posso anche Nintendo. togliere. Nintendo. No, questa se la dobbiamo risparmiare. You can chat Ok, puoi vedere gli altri cosa fanno mentre Capito, ma mi giochi. fa male agli occhi. No, quello sì, l'idea, io sto parlando dell'idea. Poi la cosa tecnica è dopo. Mi preoccupa che non si veda loro che parlano con il gioco. È quello aspetto più che altro io ti dico più che altro l'idea è buona, è La simpatica. realizzazione no. La però lo schermo si è fatto più Per grosso. lo SNES. Like, Si dicendo? or Ci stava expand pure another Donkey games. Kong Country per SNES e andava comunque a 2 fps. quindi- È un problema di come no, è Nintendo questo, no. No, Nintendo. No, me lo fai vedere pure più grosso così, no. Cioè, no, evita. No. Everyone can watch them play. No, Nintendo non fa aprire. Nintendo. I think I know where you are. Wait. Nintendo no. No, Nintendo. Bella l'idea, 10 per l'idea e come è strutturata, ma no. Almeno fammelo vedere a 30, no a 5 fps al On secondo. the right Joy-Con 2 controller, there's an Un po' additional bella button. idea, insomma, i parti della PlayStation. Sì, però adattato in stile Nintendo e finalmente ci voleva qualcosa di così fatto a modo di Nintendo, però non così, dai. Devo rispondere al telefono, aspetta. Here, you can quickly and easily mute yourself and more. And there's this. Dicevo io che ci voleva una telecamera. You can also connect this camera to the console. hey! Hey, what's up? Hello.
Cioè, più veloce la persona. Si vede meglio la webcam. Appunto, no, Nintendo, sta cosa no. No, Nintendo, sta cosa no. Nintendo. E poi non abbiamo capito, cioè, ammannanza. Nintendo 8,5 per l'idea. Ah, Questo è ok. carino. Ok, così l'uso della telecamera esterna acquisisce un attimino più senso. Quindi anche un Mario Party nuovo. Ok, vabbè, questo era scontatissimo come cosa. A questo Questo punto. secondo me è proprio una di quelle cose che non farà mai nessuno nella vita. Ma You vabbè. can play games and hang out as if you were together in the same Ah, room. 10 fps. Play together or compete in online No, non si può multiplayer vedere. No, no, con tutto il bene, non si può vedere. games. Chat while playing your personal favorites. Decide your own rules for a retro Nintendo, però mi devi far vedere che fai lo schermo principale più grande, perché sennò così, cioè. all together, anytime, anywhere. Game chat. Nintendo. Nintendo. Meglio che non te lo diciamo. Meglio di no. È buona l'idea di unire le persone in questo modo. Bella. Sì, sicuramente meglio dell'app, però... Però no. No. Mi facevi vedere che si allargava lo schermo di gioco, perché a questo punto dovrei avere lo schermo più piccolo per vedere gli altri che giocano a 2 fps. No, grazie. Non ci sto. Telecamera da parte, quindi... Ok, va bene. Ok, all'inizio sarà gratuito per quanto? Aspetta, scusami. 3 2020 esce. E quando esce? Ma esce per Natale Switch? Sicuro? Sicuro? お子さんがお友達と遊ぶ際には保護者の許可を必要とするなどさまざまな設定が可能になっています。 Ok, ci sta. Vabbè, non ci dimentichiamo che Nintendo deve vendere pure la console ai bambini, giustamente. Quindi è giusto informare i genitori. Non ci interessano le esperienze, con tutto il bene. Nintendo Switch ではソフトが1本しかなくてもジョイコンをお裾分けして遊ぶことができますが Vabbè, stessa cosa si faceva con Switch. ソフトがない他の本あ体ともすぐ ok に一緒に遊べる Ok, questa game share. できるようになります。 Questo sì. Devi vedere quanti giochi lo porteranno, スイッチ2はも però... ちろんスイッチでも受け取ることができ最大4台で Quindi con un gioco comunque potresti condividere su Però più console teoricamente basta un Mario Kart. per giocare con altri a questo punto. またオンラインにも対応しており先ほどご紹介した Non me lo fai vedere mai più. Anche online li puoi condividere, però attenzione. お裾分け通信ができるのは対応ソフトのみになりますが Giustamente. スイッチソフトの世界の遊び大全51をはじめいくつか予定しており無料アップデートでお裾分け通信ができるようになります Ok, che già mettete ste cose gratuitamente, va スイッチ bene. 2の専用ソフトでの対応も予定していますのでお楽しみに Quali? 続いては Quali? Ma fatta a scenetti, eh. 任天堂スイッチ2の Mi sembra anche l'ora, giustamente. Mi sembra un attimino l'ora. したのでご覧ください。 Allora, schermo più grande, stesso spessore. At 7.9 Stessa potenza. Ah, Switch No, 2 stessa potenza, no, voglio sperare di no. Here's how that compares to Nintendo Switch. The console's thickness remains the same. Ok. With approximately double the pixels compared to Switch, you can enjoy games in greater detail on the 1080p screen. Vabbè. Aspetta. Oh, Nintendo. Screen supports up Ah, to cosa? 120 Cosa? frames per Lo second. schermo. Lo schermo. I giochi? Play and supported titles. I giochi? Fanno accendere a questo punto. Quelli Nintendo sicuramente, gli altri no. Schermo pure HDR. And supports HDR. providing HDR solo nei giochi che lo supportano, vabbè. Ci sta però che lo schermo comunque è un HDR buono. The all-new Joy-Con 2 controllers connect. Oh, che sia una bella cosa. Strong magnets keep the controllers firmly attached to the console. Detach your controller easily by pressing the release button on the back. Aglia, se è brutto là dietro. No, però è laterale. Cioè, Un attimino così, ok, ok. Are bigger for se Ok. stai così stai giocando, no? Ok, hanno aumentato la grandezza dei laterali perché erano minuscoli. the left and right sticks
are now locked. Durano più di 2 mesi adesso. Ok. Ok, solo se volete la vista. Controller can be used as a mouse to play. Non so. Quindi io ho trovato, io spero a Cioè, questo questa è punto... la classica cosa che a fine ciclo vitale di Switch 2 ci saranno 3 giochi che usano i Joy-Con come mouse. Spero di no, perché se iniziano ad uscire gestionali tipo Two Point Campus e quelli che piacciono a me sulla Switch, così io sto a posto. C'è il microfono, ok. So you can voice chat with friends Dai, anytime c'è via detto. game chat. It also uses noise canceling technology to filter sounds, so your voice will come through clearly. Audio 3D. Even if you don't have a surround sound system, games can be enjoyed with more immersive, three-dimensional sound, as if it were coming from all around you. Ok, questa l'hai presa da Sony. Place your Vabbè. Nintendo Switch 2 however you like with a large. Ma non c'è più quel cazzo di coso che per tirarlo fuori ci perdi delle unghie. Ogni 2 secondi. Boh. Ok. Una sopra e una sotto, finalmente. Così non lo devi caricare per forza da sopra. Fa tutte le mosse Questo lo strane. metti pure da sopra. It's handy for connecting a USB-C camera or charging in tabletop mode. Grazie a Dio. Sia lodato l'altissimo. Che c'hai dentro? Nintendo Switch 2 comes with 256 gigabytes of Ah, internal ok. storage, Buono. 8 buono. times that of Nintendo Switch, for storing your game downloads, save data, and Mi sembrava anche loro. reading and writing data is also Ok, quindi hanno messo memoria di lettura più veloce, ok. Fatto Use the 4K. Nintendo Switch 2 dock Che Cosa? senso la base con... and enable up to 4K La base te la rende più la potente, potenza. vanno fino a Grazie a 4K. Dio, l'hai capito Nintendo. TV mode. Quindi va già il fatto che va in 4K, aspetta un attimo. Già è un buon segnale. Buono, buono. Nintendo Switch 2 Ah, nella base, buono. that keeps your console Non è solo un pezzetto di plastica alla fine. stable. Ok, questo è buono. Ok, mo. On Nintendo Switch 2, you can play Nintendo Switch 2 games as well as compatible Nintendo Switch games. Data? No, Quella di- Dopo? Vabbè. Ok, Nintendo, sono passati 15 minuti. La console hai fatto re. E questo per altro tempo cosa ci fai vedere? Vero gioco. Aspetta pure io. La base così sì. E sto fatto dei 4K mi fa ben sperare. Vai, tiramelo in faccia sto Super Mario. Chi è Kawamoto-san? Ah, chi le prima. 私がいるここはまさにそのゲー In ム che senso, scusa? だ Che cazzo? Il tour di Nintendo Switch per insegnarti la console. Ok, va bene. Va bene. 私はここにいたんですね。では皆さんをこのゲームにお招きしましょう。ハテナがいっぱい並んでいます。ちょっと覗いてみましょう。磁石はどこに？という Ah, ok, ti spiegano proprio la console per... Ok, va bene, va bene. Però ha chiamato il gioco, quindi mi aspetto. Ci saranno dei minigiochi all'interno tipo Sarà Wii Astrobot. Play. Tu sei Astrobot? Sì, sì. Stessa cosa. SR ボタンの素材が鉄でできていてくっつくというわけです。 Integrato nella console, immagino, che se me la metti a pagamento. Ah, hai capito? 間に強い磁気 No? ができる C'hai il magnete dentro. Sì. Ma quando c'hai i tastini piccolini di quando lo colleghi sono di metallo e quindi funzionano pure quelli come magnete. Ah, ok, quindi è Per doppia c'hai protezione. così, Ok, buono, buono. Strong come magnete. ボス機能がありますがジャイロセンサーと組み合わせることでこんなことができちゃいます。 Sta cosa del mouse è interessante. Perché così, hai capito? Veramente che venga E ti fa usato. provare anche delle cose con dei minigiochi e quant'altro. マウス機能とジャイロセンサーの組み合わせでできる遊びです。秘密展ではミニゲームやデモを楽しみながら Ok, comunque è un'esperienza da esplorare e vedere,
秘密の種類はスイッチ2ならではの特徴 E fa anche gli effetti. Oh, perché sì. c'è il Rumble HD. è Sì, vero. a questo punto sì. 任天堂スイッチ2と同日にダウンロード Ah, Veramente, che Ah. cazzo. Nintendo. Chi lo Nintendo. comprerà mai con tutto il bene? No, dipende quanto costa, Se perché sarà. 10 euro, ok, ma Se me lo piazzi 50 euro, no. no, cioè questo No. doveva essere regalato. Ok, con la aspetta, console, aspetta, per aspetta. favore. ゲームカードです。 Aspetta un attimo. Magari uscire il スイッチ版 bundle. と同じですが、色が赤くなり、読み込み速度が Ah, Ok, vabbè, sono schede giustamente con più velocità di lettura e scrittura eventualmente da スイッチ2に対応するのはマイクロ Micro SD Express. マイクロ SD エクスプレスは SD カードの新しい規格で高速なデータ通信が可能となります。 Mi stai facendo capire che avete messo componenti grossi all'interno. カードは使えませんので Se avete bisogno di tanta memoria e di un certo livello di trasferimento dei dati. データ移行は任天堂アカウントでログインしていただくことでセーブデータやゲームソフトなどが転送できる Ok. 転送機能が使えます。そして新しい Ho il Pro Controller 2. ゲームチャットを起動する C ボタンと背面には好きなボタンを割り当てられる io questo me lo comprerò prima o poi. Questo sì, che a questo punto ヘッド to, ホ to, ンマイク端子もついて Sì, い perché ます per me il Pro Controller della Switch Mancava di qualcosa in più. No, per me è il controller più comodo che No, che è comodo assolutamente. Quindi se questo c'ha pure i grilletti dietro, Assolutamente. lo compro e lo uso per il PC pure. 合わせてご覧いただければと思います。ここで Oh, 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 2 の oh, 発売日 oh. をお伝えします。 Così. Settembre, no? 任天堂スイッチ2の発売日は Ma dici 6 domani, 月5日です。 5 giugno. Ma che stai dicendo? 遊んでも Tra 2 mesi esce. Allora perciò iniziano i tour per farla provare, l'avevo detto. お待ちください。 Ma non credevo così presto. E prezzo? さて任天堂スイッチ2で遊べるソフトには大きく3つの種類があります Ah, solo 3 giochi poi non mi esce niente. allora. 任天堂スイッチ2の Giustamente. 専用 Mi pare. Compri la Switch 2. E il terzo tipo qual è? Scusami. ゲームをプレイいただく Nintendo Switch. Giochi Switch? Della Virtual Console, praticamente. 発売した Allora, l'ha detto Sabaku nella live che stava facendo che sperava in un... スイッチ2エディションです Ok, i giochi così. いくつかの Ok. アイテムにおいて C'è posto. gratuiti. Dillo. 2ならでは No, の non lo 機能を dico. 追加して新たにお Fammi vedere. Facciamo un esempio. Nintendo, fai l'esempio. スーパーマリオ Non me No, lo questo. Mario Party. No, questo. Zelda. Mi devi far vedere Zelda qua, Nintendo. Prego, dai, facci da un'occhiata. Cioè, se mi fanno l'aggiornamento di Mario Party e non di Zelda, C'è un veramente. problema. Jamboree is getting an upgrade on Nintendo Switch 2. Ok, è solo un aggiornamento. Cosa aggiungi? Ok, espande il gioco, la cosa che dicevamo prima. Mouse controls. Audio Vabbè, nuovi minigiochi, ok. Invece di fare uscire una riedizione su Switch 2 a prezzo pieno, lo fai uscire come aggiornamento a quanto? uses a camera accessory, all of which can be accessed on Switch 2. Let's check out 3 new and updated modes. First up is Mario Party mode. Bene, Nintendo, ma With a single camera, up to 4 players can join sì, the ma mi faccio festivities. vedere Zelda. Ma aspetta, non è ancora finito, non lamentiamoci sempre. Mancano altri. Manca più di mezz'ora, Giuseppe. In real time. Manca più di mezz'ora. 4 friends can take the party on Minchia, il 5 giugno. Up next, it's Bowser Live, a mode where the livelier team wins. Bowser will bring you on stage 2. Hit blocks to collect the most coins. Io sarò un deficiente, ma almeno una volta queste cose le voglio provare. Go! And compete in other minigames C'era il using fiorellino di full Mario. movement and sound. Finally, take a ride on the mouse-controlled carnival coaster. With the safety bar lowered and secured, you're off. Use mouse controls to shoot down enemies while you feel the bumps and rumbles of the coaster. Ok, vabbè, comunque hai preso un gioco base e gli hai dato un bel po' di contenuto. Il prezzo, che se mi fai l'aggiornamento 50 euro. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Enjoy the thrill of these
intuitive minigames. Che l'idea è buona. No, però potrebbe essere. L'idea è buona, però dovrà dire un attimo il costo e tutto. Secondo me non è che mo lascia la cosa così. And Rumble, the biggest party yet, is getting even bigger. Quindi posso creare ancora il 5 Super giugno. Mario Party Jamboree, Nintendo Switch 2 Edition plus Jamboree TV launches on Nintendo Switch 2 July 24th. Va bene. Nintendo Switch 2 players who already own Super Mario Party Jamboree. Ok, ti compri solo l'aggiornamento. Quanto costa? Plus Jamboree TV by purchasing an upgrade pack. Quanto costa il pacchetto? Vabbè, questa è una cosa che si saprà dopo il live perché i prezzi poi cambiano da zona a zona. Però ok. C'è Peppino che si incazza. Per favore. Eccolo qua. Grazie a Dio. Ti ho detto inutile. Dateli tutte e due. Sì. Tutti e due. Ma posso? E questo te lo compro subito. Cosa aggiungi? Mamma mia. 60 fps, sì. Ti prego, sì. 60 fps HDR, sì. Guardalo là, guarda Madonna, come Dio doveva mio. essere. Come questo doveva è essere. E a da questo capo. punto sì, pure io. Però no. Un'app per i telefoni dove ti aggiungi le cose? Minchia, ho indovinato. Nintendo Switch App からご利用いただける Nintendo Switch 2 Edition 専用のコンテンツです。 Ah, dopo anni hanno detto ok, vi mettiamo il gioco in tempo reale. Va bene, va bene. Esistono già 10.000 Va bene. che lo fanno. In che senso la guida locale? Ah, che tu metti da cellulare e ti... Ma che stai dicendo? No, va proprio lui. Va proprio... E condividi le creazioni con tutti. E questa è la volta buona che mi finisco il primo, finalmente. No, per me questa volta buona mi finisco Tears of the Kingdom. Guarda come va... Guarda com'è bello a 60 fps. Guardalo. È una cosa, no? Guarda com'è bello. Tra l'altro questo si compra subito. Kirby più il mondo astrale. Io questo non ho mai giocato. Questo è quello che mi sono finito con Chiara ed è bello proprio. Grafica e frame rate. Fai vedere Pokémon Scarlatto e Violetto per piacere. Che cazzo di migliorare la... Per piacere. Là devi solo rifare Per il gioco piacere. da capo. Oh? Che bello vedere un gioco Nintendo a 60 fps con una grafica bella pompata così. Che bello. Che cazzo sei? Va bene. Va bene. Fanno le pro Pokémon Leggende Z sicuramente. Quello a sto punto mo prendo su Switch 2. Ne via. Buono, questo bello. 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 4K 60 fps. 1080p a 120 fps. Ok. HDR に対応した2つのモードを好みや環境に合わせてお選びいただけます。 No, ma lo fa però la trilogia dei Metroid Prime. Dai, fammelo vedere. Oh, guardalo. Guardalo com'è bello così. Grosso modo. Vabbè, Giuseppe, vieni ma Scarlatto e Violetto è tutto più bello. Però in questo caso lascia fare. Guardabile. È guardabile. Il fatto non è che la grafica è brutta, è che proprio esteticamente È lo stile di Game Freak. Però vederlo a 60 fps così. Oh, sì. Sì, cazzarola. Ah, quindi me li devo comunque comprare entrambi i Zelda, pezzo di merda. Aspetta. A posto, c'è il pacchetto upgrade. Ma li devo comprare entrambi. Io avevo capito che fossero un pacchetto unico i due Zelda. No, Giuseppe. Ok. Cazzo, Metroid, giocarlo così, sì. 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 Ok. DJ Simulator? Sì. No? Che cazzo? Ok. Stava sulle sedie a rotelle. Sì. Ah, è tipo baseball. Baseball, il cazzo, basket. È basket sulla sedia a rotelle. Sì.
Pensavo più fosse qualcosa da DJ che sembrava alzasse e abbassasse il volume. Ok. Allora, il fatto che Metroid, che è un titolo di punta, gira a 4K 60 fps o a 1080, no a 420p, a 120 fps. Io devi però che gira sempre anche su Switch. Quindi è comunque un gioco cross-gen. Va bene, Giuseppe, però vediamo un attimino in modo più ottimista la cosa. È vero che è cross-gen, No, però già che certo. ce la fa, già è una cosa. Mo' Cioè, è normale che pure il gioco per GameCube che girava a la 120 cosa importante da vedere è quel Mario Kart World, che è un titolo nuovo, fa la stessa cosa, però li fa almeno i 60 fps. Sì, In che risoluzione? Queste sono cose che mo un attimino ci deve dire. Estate 2025, ok. Quindi sarà un'estate piena di titoli Nintendo? Penso fosse comunque 1080 in portatile e poi c'era la Perché se 4K in dock. guarda, se pure i titoli Switch 2 normali girano a 2K a 60 fps va bene I così. giochi terze parti, attenzione. Dai, caccia Persona 4, dai. Dai, è il momento. Elden Ring, oh sì. Elden Ring su Switch. Come giri però, aspetta. Che già ti vedo un po' titubante. Allora, Elden Ring su Switch, cazzo sì. Devo andarmi a rivedere il pezzo di Sabako quando react a questo a sto punto. Fai vedere qualche perché vai un pochino. Ti vedo un po' tirato. Ma questo se non mi sbaglio è un trailer che era già uscito di Elden Ring, quindi... Tarnished Edition, va bene. Ecco, queste mo sono le cose che mi interessa capire come vanno. Salve, Super Giant. Hades. Hades 2. Secondo me stavano pure tutti gli sviluppatori con Nintendo a dire noi te li vogliamo fare uscire i giochi ma la console già fa. Non ce la fa. Ecco, ho trovato quando mi devo fare Hades 2. A posto. Quando uscirà l'accesso anticipato. Vabbè, per uscire su Switch, magari per l'uscita del gioco anche su Switch uscirà dall'accesso anticipato. Che per uscire così un pezzo che dici mo esci in Dillo. Dillo. Street Fighter. Pensavo Monster Hunter, non so perché. Pure io, no, ma sarebbe uscito Ryozo Sun. Però io lo do per scontato a questo punto Monster Hunter per Switch 2. Si ci fa girare. Cioè, non sappiamo ancora, potrebbe essere. Computer nuovo se vuoto, A me personalmente non mi è mai crashato, io non capisco come faccio a crashare a voi, io sono l'immacolato, non ho mai capito. Non a livello di crash, ma c'ha dei problemi comunque. Quello sicuramente. Ok. Salve. Chi sei tu? Oh! Scusi, c'ha un nome lei? Arsenal. Thanks for the warm welcome. This planet will be ours. The sovereign axiom. The Trinitas. Oh. Completed a weapon that was created to destroy all humanity. Mi sembra quell'altro gioco che pure uscì per Switch. I nemici sono belli grossi comunque, Non ho calcolato nessuno. Astral Chain. No, sempre robot. Demon X Titanic Shion. Secondo? Vabbè. 5-9. Ok. Hey, this is Joseph Forrest from Hazle. Ehi. Ecco, questo sì. Questo sulla Switch 2 è la morte. No, spoiler, cose che non abbiamo ancora visto. Aspetta. Però stai andando a 30. Sì. Stai andando a 30. Ok, però questi sono i dettagli che si devono capire. Importabilità o anche... No, per me sarà quello il problema di Switch 2, che come Switch 1 e multipiattaforma non ce la fanno.
Perché non è a livello. Non sono... Vabbè. Però voglio sapere prima sti dettagli, perché poi dovrebbero pure loro dire queste cose, Ma conoscendo... sai come andrà a finire come Switch? Cioè nel senso che se tu c'hai un computer e un'altra console in multipiattaforma non ti converrà mai. No, quello no, quello no. Anche Hogwarts Legacy. Cioè te la devi prendere per giocare ai giochi Nintendo. You'll be immersed in the Wizarding World like never before. And the new mouse controls on Switch Perché già così, con qualche microscattino in meno, non sarebbero. Discover the enhanced magic when Hogwarts Legacy launches on the same day as Switch 2. Raga, quell'Elden Ring non sta bene. No, a parte che lo vedevo un po' lento, Franci, non lo so. Franci, che ne stai pensando finora? Ok, quindi è un'aggiunta. A me manca ancora di fare il DLC. Franci, ti è piaciuta la game chat con gli schermi a 2 fps nel vedere le altre persone cosa stanno giocando? Ti sei divertito anche tu? Ma non so chi sia, però vabbè. Penso una skater famosa. C'è da dire una cosa. Ma era un livello a tema SpongeBob. Sì. Ok, perché no? Hello, this is Christian Elberdam from IO Interactive. Hitman. Our flagship title, Hitman World of Assassination, to Nintendo Switch 2. Nessuno ha mai fatto vedere 5 streaming contemporaneamente. Massimo più di 4, no, che per Nintendo e altri massimo si può giocare a 4, giocare con più persone non è contemplata come cosa. No, ma c'era talmente brutto da vedere, io l'avrei solo detto. Senza farlo vedere. Ma poi mi restringi lo schermo di gioco per farmi vedere le altre persone con meno fps, non me li fa vedere a questo punto. Quindi sono tutti e tre gli Hitman, la raccolta come uscita sul PC. 007? Sì. Sono troppo vecchio per queste cose, oramai riconosco subito. Ma sei lui? Ah, progetto 007. No, un nuovo gioco. È un nuovo gioco fatto dai creatori di Hitman con James Bond? Ah, Final Fantasy 9. No, un remake. No, non è Final Fantasy 9. No. Che cazzo, Bravely Default nuovo? Il primo, mi sa. Ah, il primo rimasterizzato. Quello che alla fine della trama e fai vuoi sapere il vero finale del gioco 4 e 5 volte. Va bene, va bene. Però il secondo me lo devo fare prima o poi. Ah, perché c'è il secondo di Bravely Default? Bravely Default. C'è non lo sapevo. Non lo sapevo. C'era lo stesso problema che perché finale per vedere c'era un amico. Giocava 4 volte. Fermati. È una battuta che c'è un amico mio di Gianmarco. Stava giocando ai Bravely Default e non sapeva che c'era il 2. Un amico nostro, una persona che conosciamo. Ah, salve. Yakuza 0 Director's Cut. Aspetta, allora non inizio la serie di Yakuza adesso, la inizio con questo, scusami. Io questo era arrivato al finale. Scusami. Alla PlayStation. Francetti, trovi? Io volevo iniziare Yakuza, dovremmo finire per quando abbiamo finito Alan Wake 2 e la Switch esce a giugno. È un segno del destino, Francesco. È fatto. Insieme a Nintendo. Giovane sviluppo insieme a Nintendo. Ma cioè, che ne stai pensando finora? Pokémon Musou? Scusami? Come cazzo si chiamava? Giuseppe, questo Warriors 2. E non a 10 fps possibilmente. In realtà sarebbe Hyrule Warriors 3. Però vabbè. Che io ci volevo l'ho provato quello, ma no. Sta lì a prendere polvere perché è impossibile. Quindi è quello potenziato o è uno nuovo? No, perché sta roba non c'era, quindi... No, è il Musou, è il Musou. Che comunque è coi Tecmo.
È un nuovo gioco ambientato nel tempo che Zelda... Warriors 2 con la parte di Zelda... Quello stavo dicendo. Sì. E questo, visto che gira meglio dell'altro, questo me lo faccio con piacere. Gioca subito. L'altro ci ho provato, ma davvero era impossibile. Cioè, alcune scene andava a 2 fps. Cioè, no. Questo sì. Questo sì. No, questo... Me lo accollo con piacere. Assolutamente. Assolutamente proprio. Però più l'impressione che sia uno nuovo e non sia il 2 più qualche altra cosa. No, l'era dell'esilio è uno nuovo, te l'ho detto. Sì, è nuovo allora. Che erano tutte sequenze nuove. Ma perché mi devi... In arrivo il prossimo inverno. Va bene. Normale, Va bene. Questo sì. Poi se fate uscire una patch a questo punto per il primo in versione Switch 2, il secondo volevo dire, che poi il primo l'ho giocato pure 2 volte, l'ho coperto e poi pure bella la trama approfondita di quello che succede. Esatto, quello che stavo tentando di dire prima. Noi sappiamo che è successo per al puttanino tutti, perché che io sappia c'è la trama di Hyrule Warriors 2, ci manda un po' a fanculo la trama di Breath. Però almeno che mi sembrava strano non avessero approfittato della stessa cosa per fare un gioco ambientato in quel periodo qua. Risposta. Che vantaggio ci dai? Oh, fermi tutti. Fermi tutti. Mi dai. Non mi viene Eternal Darkness o qualcosa di simile. Sopra per piacere. Guarda, l'ha detto Michele prima che iniziava la live di questo. Sì, ma io... Cioè, ma perché non mi fai le versioni HD? No, Giuseppe, no. Princess, già ce le hai fatte per Wii U e non se le hai inculate nessuno. Va conservato sul Calibur, ma va sicuramente bene. Va conservata la versione originale, ma ce le hai le remasterizzazioni? Falle uscire pure qua. Giuseppe, qua che devono uscire le rimasterizzazioni, se alcune sono già uscite sulla Switch. Wind Waker è completamente rifatto graficamente. E qui mo esce la versione originale. Quindi... E io voglio quella rifatta graficamente, perché a parte che c'ha migliorie di gameplay pure, come pure tu. Ok, e Wind Waker HD è uscito. Questa è la versione normale. Tu cosa vuoi? Wind Waker HD su Switch 2 e Twilight Princess HD su Switch 2. Penso che la strada che stiano mostrando siano quella al momento. Visto che è uscita il remake, chiamiamolo così. Hanno dato la versione normale, cosa devono darti di più? Il remake è bloccato su Wii U. Sì. Hanno dato questo. Aspetta un attimo, che possono aggiungere anche altre cose più in là. Sì, ma io sto aspettando solo da 7 anni che lo annunciano. Nintendo è un po' lenta. Nintendo è un po' lenta su alcune cose. Luigi Mansion, Pokémon Colosseum, ok. Eternal Darkness, Ottangellai. Ah, esclusivo per Switch 2. Cioè Switch 1 non ce la fa. E poi hai fatto il gioco per GameCube. La Switch non ce la fa fare niente, basta, è stanca e si deve riposare. E poi già l'avevano fatto uscire questo insieme a Smash. Però è la versione wireless e col pulsante C, ok. Ok. Exclusively available for Nintendo Switch Online members, will also be available the same day as Nintendo Switch 2. Ok. 当時遊んでいただいた方はもちろんプレイしたことがない方も任天堂ゲームキューブ、任天堂クラシックスをお楽しみに。もちろんご覧のハードのタイトルも任天堂スイッチ adesso iniziano a valerne. Mo sì. Mo sì. Anche perché con l'abbonamento poi non devi spendere altro per giocarci, quindi... Dai, fai vedere Persona 4, dai. Che cazzo è? Mi ricorda Undertale. 1, 2, 3 Switch invece... Oh? Cosa? Così oh, aspetta, 3, 4, fermo. Mai uscito. No, sono nuovi. Quando? Quando? Io so giorni che sto dicendo a breve esce. Quando esce? Storia parallela di Undertale, sto gran cazzo. Quando escono gli altri due? Lo puoi giocare con il mouse. Sì. Bellissimo.
Ti prego, dimmi a breve. Dimmi a breve. Quando? Quando? Deltarune sta aspettando, quando esci? Al lancio, tra 2 mesi. Ok, va bene. Questo si può. Ciao Randy. No, però aspetta, Giuseppe, non te ne frega un cazzo, ok. Ma Borderlands 4 su Switch 2, aspetta. Che questo comunque è un titolo nuovo. Gira così su Switch 2? Gira così su Switch 2? Sembrano 60 fps. E questa mi sembra una bella prova di forza, questa qua. Questa qua è una bella prova di forza. C'è la verità, pure graficamente. Ok. Dimmi Civilization. Sì. È fatta. Civilization in portatile con il Joy-Con da usare come mouse. È finita. È finita. Finita. Francia è finita. Fine. Questa è la mia morte. Io qua sono definitivamente morto. Quindi anche quelli esterni, ok. Sì, però se mi aggiungi solo i comandi mouse non mi Giuseppe, sì, però non è che ogni singola cosa mo vediamo le mancanze, osserviamo nell'insieme il tutto. È un gioco finora utilizzato su PC e i gestionali sono sempre stati un attimino particolari con i comandi da pad. Mettere un gestionale o un gioco del genere, mouse e tastiera, e renderlo utilizzabile al meglio, minchia. Ma più che altro c'è da capire a livello di batteria quanto dura sta Switch. Vabbè, là immagino dipenda molto pure da questo. Questo è uno dei concept che spero sempre Nintendo recuperi. Che su Game Boy c'erano dei giochi chiamati Survival Kids, che erano dei piccoli survival fatti anche con elementi RPG, ragazzini che approdavano su un'isola deserta e dovevano trovare la via d'uscita. Quindi recuperare alberi, però fatto in modo molto particolare. Così è fatto più come puzzle game in base alle isole. Enter the Gungeon. Annunciami Enter the Gungeon 2, ti prego. Dio, ti prego. E secondo me... Baronna! Sì. Per contattare Fabio subito! Sì. No! C'ha pure un bello stile. Sta succedendo davvero. No, è successo. Fabio, sto vedendo il direct di Switch 2, hanno annunciato Enter the Gungeon 2 in 3D, no bro. No, fra, sta succedendo davvero, fra. No, non è possibile. No. Ah, ok, no. aspetta, non mi ricordo il nome di questo. No. No, Enter the Gungeon 2, maronna mia. No, mi sembrava quel titolo che è uscito su PC di cui non mi ricordo il nome, però questo mi sembra più un'altra cosa. Quante persone ci sono? Posso pensare, cazzo. Mostrone? Sono un bel po' di persone. Si può giocare in molti? Star Seeker Astroneer Expeditions in arrivo nel 2026. Developer. Ok, questo è da tenere d'occhio, Franci. Cyberpunk su Switch 2. Io l'ho riscaricato stamattina. Cyberpunk 2077 is an open world action adventure RPG set in Night City. Thanks to Nintendo Switch 2, you can transport yourself to the city of... Se davvero va così su Switch 2, Get ready to meet unforgettable characters and discover engaging tanto di cappello. when Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comes to Nintendo Switch 2 Ultimate Edition, quindi pensavo. Di certo tra riedizioni e titolo. Attenzione. Fammi vedere Final Fantasy 7 Remake Integrate su Switch 2. Roberto, sarei curioso di vedere se ce la fa. Allora, già questo... È già 60, eh? Mi sembrano 60. Sì. Ok, Ninte, forse ti sei un attimo davvero svegliato e hai detto fammela fare un po' più... Vabbè.
È pure Rebirth, no. Oh, Deltarune, sì, Deltarune. Dungeon 2. Deltarune, che bello. Però c'è il momento della bomba. Questo è troppo bello, Giuseppe. Ma sarà Super Mario, sicuro. Quando esce? 2025. Esci quest'anno allora? Siamo sicuri? Ma non ci credo. Obico non stiamo manando da anni. Good Night Universe. Bimbo con poteri. 2 point. Ecco, questo a me. Finita. Wild Arts S, ok. Monster Hunter, vabbè. È durato 2 mesi quel gioco. Vabbè. Questo a me su Switch se è fatto davvero bene. Switch sì. Quello della spola, sì. Deve essere che cazzo. Questo lo dobbiamo giocare tutti insieme, dobbiamo dare le botte. Tu vai via, togliti da mezzo. Non ci serve. Via, vai via. Tu sì. Tu sì. Non mi fa impazzire la grafica, allora Enter the Gungeon 2, cazzo. Nobunaga's Ambition, ok. Fast Fusion mai sentito. Però un Wave Out, sì. Ecco, questo su Switch 2. Questo è quello che è stato annunciato l'altro giorno. Ma dico che è un remake di un gioco. Di un titolo vecchio, sì. 2. Sì. Reanimal, ok. Cazzo, questo è il nuovo titolo dei creatori di Little Nightmares che hanno cambiato studio e non stanno lavorando più su Little Nightmares. Ma è palesemente Little Nightmares. Vabbè. Bello sei. Mamma mia. Sei bello sei. 2025. Sei bello, esci quest'anno Switch 2 e via. Posto, va bene. Human Fall Flat 2. Però there's more. C'è di più. Ancora 10 minuti ancora. C'è di più. Caccio pizzi, vero. Caccio pizzi. Molti giochi vecchi. Il prossimo sarà l'ultimo titolo di terze parti. Dai, caccia persona, dai. L'ultimo di oggi. Caccia persona, dai. L'ultimo di oggi, non l'ultimo di terze parti. Castlevania. Per me è Castlevania. Mi dà proprio le vibes da Castlevania. Oh, è parso una mano. I give you Ok, vabbè. Sì, my blood. potrebbe essere. I give you my life. Vampiro Simulator. Turn a wheel and transport him. Non ci pensa, invece è Bloodborne Remastered con un nuovo DLC. Ma cazzo? To humanity's very dusk. Tu pensa, se mi appare a schermo Bloodborne 2, penso internet crolli proprio definitivamente. Aspetta un attimo. Cosa? Aspetta. No, è davvero lui. È Bloodborne 2. No, ma è impossibile. Non è possibile sta cosa. Mi sembra Bloodborne. Cioè, oddio, non lo so. Aspetta, calma e sangue freddo. Tu sai chi è Bloodborne 2? Molto probabilmente. Questo è Bloodborne 2. Cosa sta succedendo? Ma che? Francesci sei? Cosa sta succedendo? Ma che? Se non sei Bloodborne sei qualcosa di bello. Mi sa di Elden Ring, però più che di Bloodborne. No, Giuseppe, per la città è quello che... Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che Francesco, ma che è sto coso? Dici Bloodborne 2 muore internet. È morto. Dai, è Night Rain. No, non è Night Rain. Giuseppe, sei un vampiro e ti ciucci il sangue. Vampiro Simulator ci ho azzeccato. Ma tu sei bello. Ma tu sei... Io ti voglio. Subito, mo. Ma ti prego, dimmi... Si gioca anche in più persone. Francesco, sei pronto? Francesco, sei pronto? Ma che è? Devil May Cry, bello e buono. Portatore del sangue. Chi se Bloodborne 2 succede la rivoluzione industriale.
cazzo è un T-Rex? Ma che? Ma che cosa Nintendo? Ma tutto a posto? Tu sei in mutande e non ci vedi. The Dusk Bloods. Una nuova IP From Software. Però ci hanno illuso malamente, posso dire la verità. Però va benissimo Va così. benissimo, però cioè, mi piange il cuore che non è Bloodborne. Francesco, Day One questo, 2026. Va bene, aspettiamo con piacere. Switch. Esclusiva Switch. Esclusiva Switch. From Software che fa un gioco esclusiva Switch. Ma cosa... No, vabbè, cioè, mani nei capelli. Le mani nei capelli. Francesco, non possiamo dire Mani niente. nei capelli. Mo E Nintendo. mo mi fai vedere a Super Mario. Perché per forza, cioè, se mi fai vedere pure Super Mario, cioè, io vengo sulle pareti. Francesco, penso che si compra, punto. Sei d'accordo? Anche perché l'ho visto bello action, salti, cose. Sì. Mi hanno fatto i miei dubbi che sia Souls-like puro e crudo. Ma poi fatto da Miyazaki, sì. Cioè, che sembra... È la nuova IP Ok, From fermi. O è Mario o è qualche altra cosa. Punto. Ci stanno alternative. Mario. Ma pure io lo penso. È Mario. Sì, è Mario. È Mario. Non è Mario. È Mario. È Mario? È Mario, una stella. È una stella, quindi è Mario. Ok, calmi tutti. No, Kirby. No, un altro Kirby, non penso così. Però non mi sembra la stella. Sembra la stella di Kirby, Sembra la stella di effettivamente. Kirby. Ma non c'è uno Smash Bros nuovo, giusto? No, è Kirby. No, se è Smash io svengo. Se è Smash io sbatto a terra. Kirby, c'hai un problema con la stella. Ragazzi, è stato bello, si compra Switch 2, grazie From. Sì, assolutamente sì, già la volevo smontato. prendere, ma dopo sto Direct cioè mi bastavano solo i 2 Zelda a 60 per farmelo comprare. Ma che no, Kirby e Ride. Te lo ricordi su GameCube? Sì. Era che cazzissimo quello. No, quello sì. Però come titolo finale di... Dopo un titolo From del genere, fa vedere Kirby questo qua con tutto il bene, preferito Mario, cioè però altro. che c'è Mario Kart 9 al lancio. Cioè, fatto un altro gioco di guida alla fine, va bene. Però... Ok, però... Potevi farlo vedere anche la prossima volta. Mario, sì. Sinceramente. Sakurai. Vabbè. Non faccio più giochi, non faccio più niente. Per il cazzo. Un cazzo. Va bene. Perciò è la bomba finale, perché Sakurai che torna. Sì, ma allora sì. Ok. Oh, aspetta. Ok, pensavo fosse l'ultimo. Fermi, questo ma è Mario. Questo è Mario. Forza. Questo è Mario. Forza è Mario. Questo è Mario. Questo è Mario. Oddio. Non sto avendo pure io dei dubbi. Però c'ha l'ambientazione da Mario, Giuseppe. Sì, mi sa proprio di mappa di Mario Odyssey. Mario Odyssey 2. Te butto lì. Sì, dai. Sì. Fai uscire il simpatico baffuto, dai. Sì, è Mario. Sicuro. È Mario. Dai, caccia il baffetto, dai. Caccia il baffetto, dai. Dai, esci fuori, dai. Sei stato troppo tempo nascosto. E invece un nuovo Donkey Kong. Sono contento lo stesso. Ciao, Donkey. Sì. È Mario Odyssey con Donkey Kong. Sì. Va bene. Va benissimo. Sì. Ma rompi tutto. Aspetta un attimo, scusami. Guardando. Ma che cazzo dici? No, aspetta un attimo. Ma che? Ma che stai? C'è distruttibilità totale, 100%.
Nintendo, te proprio mi sa che ti devo far spendere tutti i soldi. Va bene, Nintendo, che dobbiamo fare? Guarda, ti tagli il pezzettino, ci sono i barili. Livelli classici 2D, va bene. Tanto mi piace il design nuovo di Sì. Donkey Kong. E c'ha una bella grafica e va a 60 fatto bene, anche perché voglio credere che Nintendo ha capito, forse i miei giochi mi conviene farli a 60 per bene. Quando esci? Dimmi che esci al lancio. O per il 20 luglio che è il mio compleanno. No, questo è per Natale, secondo me. Non penso per Natale che non si mette Nintendo contro Pokémon, questo è direttamente l'anno prossimo. O sarà a settembre. Come ti chiami? Donkey Kong Bonanza. Bellissimo. Quando esci? Quando esci? C'è bellissimo così fatto Donkey Kong. Sì, è più simile. 17. 3 giorni prima del mio compleanno ho trovato il mio regalo. A posto. Benissimo. Molto bene. Io devo scendere. Sì, e tanto penso che sia finito. E puoi rompere tutte cose. Tutte cose. Tutte cose. Allora, giustamente non puoi rompere tutto al 100% che sarebbe impossibile, però sì. Allora avviso gli amici e familiari in ascolto, se volete pensare ad un regalo per il mio compleanno già sapete. A posto, fatto. E a questo punto direi i prossimi mesi, ma mi fa sapere quanto costa però. ci devi dare un prezzo. Va bene, però ci devi dire il prezzo. Nintendo ci dai il prezzo per piacere. Così danno il prezzo preciso per tutte. Penso che comunque entro la fine della giornata uscirà il prezzo della console. Sì, ma anche perché penso che mio fratello è d'accordo con me nel fare la proposta in maniera pubblica. La prendiamo e ci dividiamo i soldi per prenderla? Perché penso che meriti. Però dove mettiamo la doc? Allora, la doc adesso facciamo come i figli di genitori separati. Facciamo un po' da me, un po' da te. Se serve a me, da me. Se serve a te, da te. Vabbè, perché tu lo sai nel momento in cui io mi compro Breath of the Wild. Lo so che io dovrò prendermi un'altra Switch per me, perché sennò non la toccherò. Allora, ragazzi, io provo soltanto a fare così velocemente. Guardate, proviamo in tempo reale. No, vedi sul sito, hanno detto che aggiornavano il sito ufficiale. Ok. Ragazzi, io penso che Nintendo abbia tirato fuori il pacco, abbia tirato fuori quello che c'ha e ha detto io lo appoggio sul tavolo, fate voi quello che volete. Di From Software, ma no, cioè io penso che non ancora devono aggiornarsi. Beh, penso a breve. Allora io terrò comunque d'occhio il tutto. Il prezzo nel sito in giornata. Il prezzo penso lo abbiamo in giornata, ragazzi. Danno il prezzo preciso per ogni stato. Secondo noi comunque tra i 3, 4, massimo 500 e ci starebbe tutta. Non vorrei nella sorpresina tipo un 6,50 così, che sarebbe un attimino. Però bella presentazione, mi è piaciuto il ritmo. Alcune cose hanno fatto da lato mio e soprattutto pure di Giuseppe vomitare, perché quel game party è bella l'idea, ma quei monitorini sotto a 2 fps no, assolutamente no. 4,99 probabilmente, se meno mi fanno un piacere. Già 4,99 così va bene, perché come dicevamo prima, già il fatto che comunque nonostante sia un titolo cross gen, che Metroid Prime 4, che comunque è un titolo tra virgolette nuovo, giri, e l'hanno confermato a schermo, 4K 60 fps in dock e 1080p, e non i classici 480 a 20 fps, ma un 1080p a 60 fps, mi fa ben sperare. Voglio vedere Cyberpunk come gira, perché alcuni dei titoli terze parti li ho visti un pochino a rilento, ma alcuni li ho visti belli cazzuti, quindi potrebbe essere Borderlands nuovo. Sembrava già 60 fps, anche perché non c'erano indicazioni sotto che dicevano non è la versione Switch mostrata a schermo. Quindi ragazzi, magari Nintendo ha fatto una console finalmente abbastanza potente,
Lo scopriremo nei prossimi mesi. Io penso, ve l'abbiamo detto prima, la prendiamo e al limite faremo poi un bel day one, ci facciamo una bella situazione tutta sistemata, ma ci ha convinto. Ci sono alcune piccole cosine, si è goduto un bel po'. Il titolo nuovo di From vedrò il trailer solo altre 78 volte. Quella è stata una bella botta. Quello era totalmente inaspettato. Cioè, secondo me, sai com'è andata? Nintendo ha contattato From Software, senti, me lo vuoi fare un gioco in esclusiva? Allora, fammi vedere mentre diciamo le ultime cose. E Miyazaki pensava, sì, ma io voglio fare Bloodborne 2. Già, facciamo fa Bloodborne 2. Però non lo posso fare sulla Switch perché è di Sony, quindi mi faccio un altro gioco che è Bloodborne, ma non lo chiamo Bloodborne. Già, fatemi fa Bloodborne 2. Allora, aspetta che forse riesco a darvi il prezzo. Non ancora. Allora, nelle prossime ore dovrebbe uscire il prezzo. Quindi vediamo un pochettino in giornata che cosa. Io mi gioco 400, ma andrebbero benissimo. La console, secondo me, con quello che è stato annunciato oggi e con quello che potrebbe riservare per il futuro, una possibilità gliela si dà. Gliela si dà assolutamente, già solo per i titoli che sono stati mostrati oggi. Quindi noi vi salutiamo. Smolder, grazie mille che sei passato. Non avevo letto che eri entrato e che ci siamo gasati un bel po', perdonami. Noi ci rivediamo stasera. Non facciamo modi perché c'è stato un piccolo imprevisto, ma faremo un altro giochino che ho trovato su Steam, anche grazie al video di Yotobi che è uscito ultimamente. Ci vediamo questa sera. Francesco, Smolder, buona serata a tutti. E Switch 2 magari ci porterà bene. Buona giornata a tutti.